Ecco la nostra banca, Veneto Banca, o meglio, come l'aveva definita anche prima un altro donatore, Veneto Banca, Veneto, pulita, nettata dai nostri risparmi, cari soci. E per colpa di chi? Facile adesso dire che il re paga per tutti. E chi doveva controllare? Prima osannato, esaltato, ora speriamo che venga fuori tutto. Chiedo scusa se sono polemico. A voi tutti dico, ma siamo qua presenti per essere ancora una volta, più di una volta, presi in giro? Io credo che la nomina di questo Consiglio di amministrazione possa segnare una vera svolta per la banca, perché guardate che se non si salva la banca non si salva neanche la possibilità di ristorare chi è stato danneggiato. Credo che ci siano all'interno di questa informativa tre cose essenziali. Il primo, la discontinuità, il secondo, la trasparenza e soprattutto la volontà di procedere secondo l'unico criterio possibile per una banca, che è quella di produrre vantaggi per i risparmiatori e per i propri clienti. Per piacere, silenzio, lasciate. Ma giudico altrettanto fondamentale che vi sia da parte di questo Consiglio di amministrazione la volontà di procedere State zitti, al per tavolo cortesia. a istituire il tavolo di conciliazione che ritengo fondamentale. Il primo appello che faccio al nuovo Consiglio di amministrazione, cosa che ho già fatto a Vicenza, è di dare priorità a questo tipo di messaggio. Chi è stato imbrogliato va risarcito, perché questo è il presupposto per costruire un legame di fiducia. Facciamo ripartire la banca, proviamo a creare valore, ma il valore da cosa si crea? Anche dalla discussione anche con i vecchi soci, non soltanto dicendo siete azzerati, non contate più niente. Ho finito a lavorare per motivi di infortuni sul lavoro nel 2004 con una paga base di 5 euro all'ora. Facete conto quanti anni devo lavorare io? Da 10 a 15 anni, 10 euro, 10 ore, da 8 a 10 ore al giorno per avere un stipendio come avevano i vertici della banca, ho letto sui giornali, 150.000 euro al mese. Cosa hanno fatto loro per vincere questa somma? Che è una somma vinta, non è guadagnata. Ero seduta, come ero seduta all'Assemblea dei Soci di dicembre, e mi sono chiesta: ma a che punto siamo arrivati? A che punto è arrivata Veneto Banca? Me ne dolgo come azionista, come cittadina, come veneta italiana, sono una cittadina del mondo.